Eccoci in diretta, buongiorno a tutti e benvenuti a questa mattinata di formazione promossa da FISE Assoambiente. Poco meno di 20 anni fa il decreto legislativo 231 del 2001 introduceva nell'ordinamento italiano la disciplina relativa alla responsabilità degli enti, un momento di svolta nel panorama giuridico nazionale in materia appunto di responsabilità d'impresa, con l'obiettivo su tutti di supportare gli operatori nella prevenzione della commissione di illeciti all'interno dell'impresa stessa. Sull'impalcatura della 231 si sarebbero poi innestate negli anni successivi tutta una serie di integrazioni come quella prevista dal decreto legislativo 121 del 2011 relativa appunto ai reati ambientali. Va da sé quindi che la disciplina della 231 rappresenta un riferimento imprescindibile anche per le imprese del waste management, settore delicato quanto strategico, lo sappiamo bene, chiamato ad adattare i propri sistemi organizzativi ai modelli definiti dalla norma, ed è proprio per guidare le imprese alla corretta lettura e applicazione della disciplina della 231 che FISE Ambiente e certi poli gli avevano già nel 2016 lavorato ad una serie di linee guida di settore dedicate proprio agli operatori della gestione dei rifiuti. A 4 anni da quella prima pubblicazione, oggi presentiamo l'aggiornamento al 2020 di questo strumento preziosissimo. Nel corso della mattinata dei lavori faremo poi una panoramica sulla disciplina della 231, sulle più recenti novità in materia, analizzeremo alcuni casi di studio in materia di responsabilità ambientale e per finire faremo un focus sulla relazione tra i sistemi di gestione ambientale certificati e la disciplina della 231 con un approfondimento specifico sulla nuova edizione della ISO 14001 del 2015. Prima di passare la parola ai nostri relatori, io vi ricordo che siamo in diretta, oltre che su Recicla TV, anche sulla pagina Facebook di Ricicla e su quella di Assoambiente. Proprio utilizzando lo strumento dei commenti alla diretta potrete interagire con i nostri relatori che proveranno a rispondere alle vostre domande. Ho perso già fin troppo tempo, rubato già fin troppo tempo alla questa giornata di formazione. Lascio immediatamente la parola per i saluti introduttivi e per presentarci i nostri relatori al direttore generale di FISE Assoambiente, Elisabetta Perrotta. Buongiorno direttore. Buongiorno, grazie per questa introduzione. Io non posso che ringraziare tutti quelli che interverranno in questa importante giornata. L'impegno dell'associazione dopo 4 anni è stato veramente importante, perché era importante anche l'obiettivo che ci eravamo preposti, e cioè quello di fornire un documento aggiornato e integrato rispetto al precedente a tutti i soci e a chi e alle aziende che insomma ritengono utile questo strumento, uno strumento che peraltro ricordiamo anche in questa edizione è stato approvato dal Ministero della Giustizia, e questo insomma ci fa piacere poter fornire poi alle aziende uno strumento valido e riconosciuto. Uno strumento che a nostro avviso è essenziale non solo in un contesto quale quello italiano, dove al crescere della difficoltà anche di lettura delle norme in questo settore sta crescendo contestualmente anche un sistema sempre più rigoroso per quanto riguarda il rafforzamento della tutela penale dell'ambiente. Quindi le aziende devono avere a disposizione strumenti in grado di guidarli e a saper costruire anche all'interno dell'azienda un sistema capace proprio di garantire questo tipo di tutela verso la legalità per la legalità del settore. Non solo, ma le aziende attraverso anche questi strumenti contribuiscono anche a ampliare quello che è una necessità fondamentale di questo settore, cioè la fiducia verso questo comparto, un comparto essenziale, l'abbiamo visto anche adesso in fase di pandemia, che ci auguriamo finisca presto, ma non finirà comunque il concetto della essenzialità di questo settore. E proprio per questo appunto Assoambiente ha predisposto questa nuova linea guida
non entro nei dettagli perché c'è gente molto più qualificata e preparata di me che seguirà questo intervento e che entrerà nel dettaglio non solo dell'articolazione di questa linea guida, ma anche del valore della 231, anche con esempi specifici per il nostro comparto. Ringrazio ancora quanti intervenuti e resto in linea per il resto del convegno. Grazie. Grazie a lei, grazie al direttore generale di FISAS Ambiente Elisabetta Perrotta. E allora entriamo nel vivo dei lavori, dando la parola a Luca Tosto di FISAS Ambiente per una prima panoramica sulla 231 e soprattutto per un focus sulle linee guida aggiornate messe a punto da Assoambiente e Certicoliti. Buongiorno Luca Tosto, a lei la parola. Buongiorno, grazie al direttore e grazie ai relatori che mi seguiranno, grazie anche ovviamente a Ricicla TV. Come diceva il direttore poc'anzi, oggi è una giornata importante perché si torna a parlare di normativa 231, un comparto normativo assolutamente attuale, anche se in realtà è una normativa che nel giugno prossimo farà 20 anni. Si affronteranno quelle che sono opportunità, criticità, e il mio ruolo è quello di, in estrema sintesi, presentare quelle che sono le linee guida che l'associazione dopo 4 anni ha pubblicherà. Saranno disponibili oggi sul sito di Assambiente. Farò veramente una brevissima panoramica di quella che è la responsabilità 231, che cos'è, cosa sono i modelli di organizzazione e gestione, per poi raccontarvi un pochino, veramente in estrema sintesi, qual è la struttura delle linee guida. Allora, un breve inquadramento. Con il decreto 231 del 2001 è stata introdotta, per chi appunto non fosse pratico della materia, una previsione di una responsabilità diretta di un ente collettivo, che sia questo appunto una società, ma in realtà non solo, per la commissione di tutta una serie di reati da parte di persone fisiche che siano apicali o dipendenti, collegate per l'appunto alla società e che abbiano agito nell'interesse e a vantaggio dell'ente. Qual è la ratio in breve di questa normativa? Che la persona giuridica in qualche modo deve essere ritenuta responsabile di non aver posto in essere tutta una serie di attività di natura preventiva in grado di impedire ai propri dipendenti, agli apicali, la commissione di reati nell'interesse dell'ente. Cioè, in altri termini, l'ente viene sanzionato con sanzioni di diversa natura, ovviamente non di natura personale, ma di natura pecuniaria, interdittiva ed altre, perché non è in grado di dimostrare un'organizzazione, diciamo così, orientata a scindere la volontà di quelli che sono gli agenti materiali rispetto alla persona giuridica. Inizialmente diciamo, l'ambito di applicazione era ridotto veramente a pochi delitti di natura dolosa, e il decreto 231, soprattutto negli ultimi anni, ha visto aumentare in modo assolutamente significativo le fattispecie di reato in grado di determinare una responsabilità della società. Si chiamano per l'appunto reati presupposto, cioè reati dalla cui commissione può derivare una responsabilità diretta dell'ente. Ad oggi, all'interno diciamo, della normativa 231, sono ricompresi tutta una serie di reati molto, molto complessi, reati societari, reati contro l'ambiente, contro la pubblica amministrazione, degli abusi di mercato, nonché da ultimo anche i reati di natura tributaria e fiscale. Sicuramente non è, diciamo, non è mio compito, quantomeno in questa sede, parlare di quelle che sono ad ampio raggio opportunità e criticità di una normativa che comunque ricordiamo a 20 anni, sicuramente per certi aspetti è un po' arrugginita, avrebbe bisogno di un tagliando, però di certo la normativa 231 sia 20 anni fa ma anche adesso ha portato una grande svolta modernizzatrice all'interno del suo impianto, come è stata immaginata, perché ha portato una nuova attenzione da parte delle aziende all'adozione
e attuazione ovviamente di un efficace sistema di compliance interna. In qualche modo quindi a suo tempo, ma continua, come dire, anche oggi, ha favorito un generale processo di ammodernamento aziendale utile sia per l'operatività, appunto, in termini di raggiungimenti di obiettivi aziendali, ma anche per la prevenzione di reati che possono essere commessi dagli apicali o dai dipendenti. All'interno di questo breve quadro, ovviamente, è assolutamente opportuno, per chi si voglia interessare di normativa 231, contemplare tutte le fattispecie, sia quelle diciamo di più recente introduzione, ma anche quelle più risalenti, all'interno, nell'ambito di modelli, organizzazione e gestione. Cosa sono e qual è la finalità di questi modelli di organizzazione e gestione di cui parliamo oggi? Con l'articolo 6 del decreto legislativo 231 del 2001, il legislatore infatti esclude la responsabilità dell'ente se dallo stesso vengono adottati dei modelli organizzativi e gestionali idonei in qualche modo a prevenire i reati. Qual era il convincimento del legislatore? Il convincimento è che l'assunzione ed implementazione preventiva di codici etico-comportamentali, protocolli e procedure in qualche modo in specifiche aree o funzioni aziendali può configurarsi come un comportamento idoneo. Mi scusi, il presidente Testa non riesce a collegarsi. Scusate, sento Elisabetta. Se Elisabetta può chiudere il microfono, grazie. Dicevo, un comportamento di natura preventiva che può essere ritenuto dal giudice penale idoneo a escludere la responsabilità diretta dell'azienda per reati commessi appunto da apicali o dipendenti nell'interesse o vantaggio della stessa. Veramente in breve, cosa sono questi MOG, questi modelli di organizzazione e gestione? Sono di fatto un sistema di controlli preventivo adottato dall'azienda che parte da un'analisi di rischi, individua tutta una serie di fattispecie di reato cui è potenzialmente sottoposta l'organizzazione e prevede la definizione di un adeguato sistema di prevenzione e controlli. È quindi, in altri termini, un complesso organico di disposizioni organizzative e procedurali che può avere un importantissimo effetto di natura esimente, ovvero il giudice penale, pur condannando in ipotesi chi ha commesso il reato materialmente, può assolvere l'impresa se è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione. Modello che poi ovviamente deve essere, ai fini di garantirne la sua efficacia, deve essere vigilato da un organismo di vigilanza che sia autonomo e indipendente. In estrema sintesi, quali sono i due scopi principali di un modello di organizzazione e gestione efficace? Il primo è quello di impedire la commissione di reati tramite un'adeguata attribuzione di compiti e funzioni e determinazione di regole aziendali. E poi ovviamente lo scopo è quello esimente, cioè esimere la società da conseguenze sanzionatorie per reati commessi nell'interesse o vantaggio da apicali o da dipendenti. Quando un'azienda decide di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione, cosa decide? Decide di certo di adottare un modello che rispecchi la realtà e i processi aziendali, cioè che sia tailor-made, costruito su misura. Decide di elaborare in qualche modo tutta una serie di modelli di natura comportamentale destinati a standardizzare e proceduralizzare l'attività dei soggetti aziendali che operano in ambito e in funzioni di rischio, cioè potenzialmente esposte rispetto alla commissione di illeciti. Decide quindi un'azienda in qualche modo di attuare misure di prevenzione e controllo e un sistema di vigilanza di questo sistema. Come si costruiscono questi modelli di organizzazione e gestione? Ovviamente è un'attività molto complessa e articolata e che richiede un certo tempo e tutta una serie di passaggi. Tendenzialmente è opportuno partire da un'analisi del contesto operativo sia interno che esterno, contesto nel cui ambito opera la società. Deve essere oggetto questo modello di una revisione periodica
che punti appunto a confermare la validità dello stesso, e deve essere diciamo condotta questa analisi del contesto ogni volta, non solo in cui l'azienda subisce in qualche modo delle vicende modificative, quindi magari processi di acquisizione, fusione, scissione, ma anche, se non soprattutto, deve essere rivista ogni qualvolta ci siano magari mutamenti della legislazione di riferimento. Qual è uno dei, e vengo poi a raccontarvi cosa sono le linee guida, uno dei problemi fra i molti che in qualche modo la normativa presenta rispetto all'adozione dei modelli organizzativi, è che il legislatore non ha indicato, non ha previsto un modello standardizzato, un modello unico con cui debbano essere predisposti questi modelli, e questo ovviamente può portare a tutta una serie di rischi. Magari il modello si attua ma si considera solo un adempimento formale e quindi magari rimane un adempimento che non ha efficacia, oppure magari è stato attuato questo modello di organizzazione, però non se ne affida la vigilanza ad un organismo appunto di vigilanza che sia autonomo e indipendente, o magari questo modello, pur riguardando tutti gli altri reati, magari non riguarda quelli della specie in concreto commessi, in quel caso dall'apicale o dal dipendente, oppure magari pur riguardando i reati della specie in concreto commessi, in quel caso magari le misure di prevenzione che sono state indicate nel modello sono di per sé inidonee e insufficienti, attraverso una valutazione ex post. Perché allora le linee guida Assambiente? Assambiente ha ritenuto utile come servizio per i propri associati, ma in realtà non solo, perché le linee guida sono pubbliche, sono disponibili per tutti, quindi fruibili per tutte le imprese del comparto, ha ritenuto utile predisporre queste linee guida affinché possano rappresentare un riferimento significativo e concreto soprattutto per la predisposizione di un modello organizzativo efficace. Sono state realizzate queste linee guida in collaborazione anche con l'avvocato Dini, anche con certi quality che ringrazio già da subito, ed hanno, quantomeno questo era il nostro auspicio, il ruolo chiave di offrire agli imprenditori una maggiore consapevolezza di quali, nell'ambito di processi aziendali, possono costituire attività sensibili potenzialmente in grado di condurre soggetti apicali responsabili di una specifica procedura, magari anche solamente attraverso una condotta colposa, ad assumere un certo comportamento da cui può derivare una certa responsabilità. Come diceva il direttore, c'è stata già un'edizione del 2016, abbiamo fatto un aggiornamento nel 2020, aggiornamento che ovviamente ha portato rispetto alla precedente versione dover riscrivere gran parte del documento, introducendo tutte quelle che sono state le novità normative, e richiamando anche tutti quelli che sono i più recenti orientamenti giurisprudenziali utili a comprendere meglio la normativa. Nel documento, diciamo, è possibile trovare per le imprese che abbiano deciso di adottare un modello, ma anche quelle appunto che sono intenzionate a farlo, tutta una serie di indicazioni, misure tratte anche dalla pratica aziendale, che sono state ritenute idonee a rispondere alle esigenze delineate dalla normativa 231. Perché dico ritenute idonee? Perché queste linee guida, così come previsto dalla normativa, linee guida o codici di comportamento, o comunque diciamo documenti redatti da associazioni di rappresentanza di categoria, devono essere sottoposte al vaglio del Ministero di Giustizia. Il Ministero di Giustizia cosa fa? Fa una valutazione sul rispetto, diciamo, dei criteri di legge rispetto alla redazione di questi documenti, e valuta anche criteri, diciamo, non scritti, ma criteri di completezza, di chiarezza e di efficacia di quello che è il documento. Perché è importante dire questo? Come accennava il direttore prima, perché il provvedimento di approvazione della Direzione Generale della Giustizia Penale determina l'efficacia del documento, ovvero è una condizione perché possa essere presentato e divulgato diciamo alle società, agli enti che non solo che aderiscono all'associazione, ma come dire, per renderne possibile l'utilizzo.
nella redazione di modelli di organizzazione e gestione. Veramente in estrema sintesi, e vado a chiudere, qual è la struttura delle linee guida. Allora vi è un primo capitolo molto corposo di inquadramento normativo, dove si spiega un pochino in cosa consiste questa responsabilità penale amministrativa dell'impresa, cosa sono i modelli organizzativi, nonché quali sono i presupposti, le caratteristiche principali della responsabilità, ex decreto 231. Vi è poi sempre in questo capitolo, diciamo, di inquadramento, la descrizione di quelli che sono i reati presupposto, cioè, come dicevo prima, i reati da cui può discendere una responsabilità dell'impresa, nonché sono trattati quelli che sono gli aspetti, diciamo, più recenti della normativa 231. Si parla anche di normative in materia di privacy, di whistleblowing, nonché si affronta la tematica dei reati tributari. Vi è poi ovviamente tutto un focus su quello che è il mondo ambientale, quindi si parla in modo assolutamente importante di quello che è non solo un inquadramento generale dei rapporti tra normativa 231 e attività delle imprese che operano in campo ambientale, ma, come dire, vi sono tutta una serie di aspetti peculiari per le imprese che operano in campo ambientale e del waste management più nello specifico. Vi è un secondo capitolo, che poi probabilmente è quello più operativo, dove vi sono tutta una serie di criteri di analisi dei processi di un'azienda che effettua la gestione dei rifiuti che sono rilevanti ai fini del decreto 231, cioè si spiega in qualche modo come è opportuno procedere a un'analisi e ad un'identificazione di quelli che sono i processi sensibili all'interno dell'azienda, e si spiega in modo, a nostro avviso, efficace come definire un piano di controlli al fine, in qualche modo, di e come mettere in atto ovviamente tutte quelle che sono le procedure organizzative opportune, come in qualche modo ridurre sotto una soglia di accettabilità, diciamo così, quello che è il rischio che in quel determinato processo aziendale, attività aziendale, possono commettersi i reati previsti dalla normativa 231. E vi è poi, sempre in questo capitolo, tutta una parte interessante dove si spiega come può procedersi a una valutazione dei rischi e come è opportuno definire le priorità di intervento per un'azienda che gestisce rifiuti in base appunto all'indice di rischiosità che certi reati possono essere commessi. Chiudo ricordando che, ma poi sicuramente ne parlerà il dottor Romaniello di Certiquality, vi è tutto un capitolo curato appunto da Certiquality di assoluto interesse, dove vengono trattati i rapporti tra sistemi di gestione ambientale e normativa 231. Perché è importante, come nella versione 2016, anche in questa aver fatto questo aver parlato anche di questi rapporti, perché i modelli organizzativi di prevenzione dei reati ambientali e non solo, e sistemi di gestione volontaria che siano conformi agli standard ISO 14001 ed EMAS, sebbene hanno come dire natura, caratteristiche e finalità diverse, condividono assolutamente gli stessi elementi essenziali basati sui fondamentali principi di risk management. Il capitolo quindi è di interesse perché vi è un'analisi comparativa dei due strumenti e si spiegano quali sono i criteri e requisiti previsti dalle normative volontarie che con determinati adattamenti possono essere utili anche nella realizzazione e integrazione di un modello di organizzazione e gestione che sia efficace. Chiudo ricordando, come diceva anche il direttore prima, che il documento sarà pubblicato sul sito, non so se è già disponibile, ma sicuramente oggi è fruibile per tutti, ecco, non solamente per le aziende associate ad Assoambiente. Grazie. Grazie a lei, grazie all'avvocato Luca Tosto di FISE Assoambiente che ci ha insomma accompagnato in questa panoramica sulla 231 e con focus ovviamente sulla struttura delle linee guida messe a disposizione delle aziende da Assoambiente. Lo abbiamo sentito, la 231 ha 20 anni, l'avvocato Tosto sottolineava come per certi versi
forse sia anche il momento di aggiornarla, ma ci ha ricordato anche come sia cambiata, come si sia evoluta nell'arco di questi 23 anni la disciplina della 231, con una serie di interventi diretti o indiretti che l'hanno modificata. L'avvocato Tosto citava ad esempio l'introduzione della disciplina sul whistleblowing. Ecco, avvocato Veronica Dini, buongiorno, avvocato dello studio Safe Green. Com'è cambiata la disciplina della 231 in questi 20 anni? Quali sono i profili di criticità che potrebbero derivare dall'applicazione della 231 e quali invece i vantaggi per le imprese che derivano appunto da un'attenzione nei confronti dei modelli disciplinati dalla 231. Buongiorno a tutti. Anch'io naturalmente inizio molto volentieri dai ringraziamenti a FISE Assoambiente, alla direttrice Perrotta e all'avvocato Tosto innanzitutto, che mi hanno coinvolta in questo percorso molto interessante, lungo, complesso, come d'altra parte era anche giusto che fosse, ma un percorso che credo possa essere utile proprio per quello che in fondo avete detto già fino a questo momento e che introduceva lei in questo momento, cioè il decreto 231 è una normativa complessa, sicuramente ha dei profili di interesse che cercherò anche di tracciare nel brevissimo tempo che mi è dato a disposizione, ma è una normativa che forse più di altre necessita di appunto qualche linea guida. Allora l'intento un po' di questo lavoro era appunto quello di certamente non fare un bigino della legge, ma di proprio provare a costituire una bussola con la quale gli operatori riuscissero un po' meglio a orientarsi. Poi appunto è chiaro che lo scopo della normativa è quello di creare dei modelli e delle esperienze, quindi degli adattamenti assolutamente personalizzati, e quindi non si può pensare che il lavoro sia fatto, come dire, però dare delle indicazioni, delle interpretazioni anche, come poi vi verrà segnalato anche negli interventi che seguiranno il mio, credo assolutamente fosse importante come punto di partenza. Anche credo sia importante dare un punto di vista specifico, perché appunto è una normativa, è già stato detto, che in questi quasi 20 anni ha avuto molteplici interventi di modifiche, ormai raccoglie una quantità e una eterogeneità di fattispecie nella quale è obiettivamente difficile orientarsi. Quindi anche leggere questa normativa dal punto di vista degli operatori che appunto in qualche modo si occupano di gestione dei rifiuti è sicuramente importante, perché il loro punto di vista è profondamente diverso da quello di altri settori, e quindi questo è un ulteriore supporto, come dire, che può essere dato. Allora, detto questo, per entrare nel merito un po' della presentazione, io mi sono orientata, visto il tema e la domanda che mi è stata posta, ho, come dire, suddiviso il breve intervento in due parti, una diciamo più destruens, che in fondo è facile anche per certi versi per la 231, ma in realtà vorrei poi valorizzare anche alcuni aspetti che io credo sono assolutamente importanti e interessanti da valorizzare di questo corpus normativo. Allora, la parte certamente critica è appunto quella su cui è già stato detto, e cioè è un corpo normativo che è cresciuto negli anni in maniera un po' sembra almeno diciamo estemporanea, andando a raccogliere di volta in volta fattispecie, reati che sono molto diversi tra di loro, che come dire, sono comunque uniti da un'unica strategia che viene proposta, in qualche modo imposta, ma nella quale onestamente si fa un po' fatica anche da professionisti ogni tanto a orientarsi. Sono continui gli interventi, ovviamente non vi farò un elenco delle norme di modifica del decreto 231 per non perdervi tutti al primo o secondo intervento, ma diciamo uno degli ultimi, nel 2019, introduce anche la direttiva PIF, quindi in materia di frode lesiva degli interessi finanziari
dell'Unione Europea, si è detto dei reati tributari, sono veramente moltissimi, ma gli interventi di modifica non sono solo quelli che hanno introdotto nuovi reati, in realtà tanti sono anche gli interventi che sono entrati nel merito e hanno magari modificato alcune specifiche disposizioni, alcune parti, insomma, quindi bisogna continuamente seguire e aggiornare non solo i modelli interni ma anche la propria conoscenza e lettura della legge e del testo. Ma d'altra parte è detto che forse anche per questa ragione in realtà l'applicazione pratica nei tribunali della 231 è relativa rispetto a quello che ci si aspetterebbe. In realtà le iscrizioni nel registro delle notizie di reato delle procure della Repubblica sono molto basse, non che questo, come dire, legittimi a non interessarsi della questione, perché poi quando il processo arriva è un processo assolutamente complesso e le conseguenze possono essere elevate, però diciamo c'è ancora un'applicazione un po' anche a macchia di leopardo a seconda, diciamo, dei fori e dei tribunali. Allora, certamente come dire, credo sia difficile non pensare che questo modello possa necessitare di un tagliando, come diceva il collega Tosto, senz'altro di una, diciamo, rivisitazione, forse anche in ottica meno formale rispetto a quello che è l'impostazione originale. Credo però che, e quindi diciamo credo che senz'altro si possa convenire sul fatto che sarebbe auspicabile una minore prolificazione normativa in questo ambito, ma d'altra parte siamo in un paese in cui la prolificazione normativa, come dire, è abbastanza comune in qualunque ambito. Io mi occupo di diritto ambientale, insomma, non entriamo nel merito, quindi forse è veramente un'utopia. Allora, senz'altro quello che si può fare nel frattempo è provare a dare una lettura più sostanziale, diciamo così, e più anche orientata, teleologicamente orientata di queste norme, sia da parte degli operatori, delle procure, ma anche in realtà da parte delle imprese che devono approcciare il sistema e devono provare a inventare, costruire modelli organizzativi, organismi di vigilanza e quant'altro. Anche per, come dire, valorizzare un po' e dare, questo penso sinceramente, per, come dire, da una parte meglio organizzare effettivamente la propria attività. Questi sono adempimenti, quelli della 231, che certamente se sottovalutati, se non compresi, possono essere come dire, un aggravio, esclusivamente un aggravio di attività per l'impresa e possono avere anche alla fine poca efficacia esimente nel caso in cui si verifichi un illecito. Ma se presi anche nel loro, come dire, valore, nella loro forse giusta valenza, possono essere, e credo che l'intervento anche del dottor Romaniello in questo senso possa contribuire ad andare in questa direzione, possono essere veramente uno strumento organizzativo utile anche per cercare di mettere ordine in questa congerie appunto di norme e per, come dire, costituire anche un filo rosso, una connessione fra adempimenti diciamo che attengono comunque l'organizzazione ambientale, che sono simili ma distinti. E tutto sommato, secondo me in maniera non secondaria, possono essere anche importanti per, come dire, chiarire bene anche i principi attraverso cui, diciamo, che guidano l'attività imprenditoriale, no? Insomma, tutto sommato credo siano anche tempi in cui valorizzare anche questi aspetti come dire, più, se volete, etici, possa avere anche un valore da non trascurare, anche ai fini dell'immagine proprio dell'impresa, e tanto più per chi poi si occupa di un settore ambientale che appunto ovviamente ben si presterebbe a questo tipo di interpretazione. Ma quello che diciamo, per venire anche a una parte come dire, più incoraggiante, che segue esattamente questo tipo di lettura, diciamo così, più sostanziale, se volete anche più incoraggiante del decreto 231, fra le tante io ho pensato di proporvi anche questa, cioè di valorizzare uno degli aspetti che a me
come dire, colpisce, che ritengo possa essere interessante, cioè il fatto che nonostante tutto la scelta di politica criminale che sottende il decreto 231 è in realtà forse più moderna e più lungimirante di quello che può forse apparentemente apparire, e cioè in realtà questa scelta è quella di incentivare in maniera chiara, importante, gli enti a lavorare innanzitutto per la prevenzione. È chiaro che quando si parla di 231 la prima cosa come dire, che si mette in luce sono le sanzioni, sono i rischi a cui le imprese vanno incontro nel momento in cui appunto non adempiono, eccetera. Certo, questo ovviamente è importante, ma io proverei anche un po' a ribaltare questa visione, a valorizzare il fatto che in realtà la finalità dice a partire dalla relazione stessa della legge, è una finalità in realtà preventiva, e tanti sono in realtà gli spunti, le occasioni nel quale anche la legge stessa continua a come dire, garantire in qualche modo che un ritorno alla legalità anche successivo all'eventuale commissione di un illecito in realtà può consentire benefici sotto vari profili, in vari momenti anche a processo eventualmente aperto, e quindi vengono valorizzati anche modelli organizzativi rimediali, condotte riparative, quindi non è come dire un tunnel nel quale si entra e dal quale non si può uscire se non con una serie di sanzioni che possono pregiudicare anche addirittura la stessa attività dell'azienda. Ci sono diciamo un insieme in realtà di regole, di misure preventive che sono indicate per contrastare il rischio di impresa, che questo è poi la finalità principale, nell'ottica di abbandonare come dire, la finalità, la ricerca della ottimizzazione del profitto a tutti i costi. Questa è come dire, in ottica preventiva la finalità come dire, più importante. Ma poi tanti sono gli spazi nel quale la legge ci dice che comunque, ove queste misure preventive non siano state adottate prima della commissione del reato, oppure si siano rivelate inidonee, in realtà esiste comunque la possibilità di appunto recuperare uno stato di legalità mediante l'adozione di modelli organizzativi rimediali e condotte riparative. E ce ne sono veramente tante di queste, allora, che appunto incidono proprio direttamente anche sulla sanzione che è prevista dal decreto. E quindi sostanzialmente vi cito soltanto qualche esempio per far capire di che cosa sto parlando. Per esempio l'articolo 11 del decreto prevede che ogni attività che sia svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti possa essere valorizzata a beneficio dell'ente, dell'impresa, in sede di commisurazione della sanzione pecuniaria. Ancora, l'ente può beneficiare di riduzione di sanzioni pecuniarie se si attiva per risarcire il danno e per eliminare le conseguenze dannose e pericolose dell'illecito, per adottare e rendere, se si adopera per adottare e rendere operativo il modello organizzativo idoneo a prevenire reati analoghi, eccetera. Tutto questo, peraltro, nell'ottica esattamente del continuo miglioramento e come dire, del fatto che questi non sono modelli che appunto si fanno, si costruiscono e si lasciano in un cassetto. Sono modelli e sono organizzazioni che devono essere poi realmente vissute dall'impresa in modo continuo, anche per esempio da questo punto di vista. Anche per quello che riguarda le sanzioni interdittive, in realtà ci sono, come dire, benefici nel caso in cui l'azienda poi provveda a risarcire integralmente il danno. Ci sono insomma disposizioni di questo tipo. Quindi c'è in ogni caso una possibilità di anche la stessa adozione del modello organizzativo ex post in alcuni casi ha comunque come dire, una sua validità. Quindi non vi faccio tutto l'elenco perché altrimenti andremo troppo
troppo lunghi, però insomma i passaggi e le possibilità, ripeto, che il decreto offre sono secondo me comunque di grande importanza. Aggiungo peraltro una cosa che è importante sempre a questo stesso fine, e cioè il fatto che in realtà il decreto quindi promuove proprio un rovesciamento della prospettiva che normalmente si ha in ambito penalistico in questo tipo di settore, cioè scommette in qualche modo su appunto, un progetto di prevenzione che non è orientato solo e tanto alla punizione, ma alla compliance. Questo è, credo, insomma, il valore aggiunto. Io ricordo all'inizio, quando ho cominciato a occuparmi di 231, l'idea era quello di sostanzialmente un emissario della procura che venisse a in qualche modo intrufolarsi nelle aziende, che insomma fosse un sistema estremamente pesante. Questa interpretazione nasceva anche dal fatto che soprattutto le prime sentenze in materia erano certamente sentenze punitive e afflittive. È stato, credo, ed è tuttora un percorso, come dire, in itinere, quello di provare appunto anche a ribaltare, a rileggere un po' queste norme in un modo che, ribadisco, sia realmente utile all'ente, all'azienda, che non sia vissuto, che non sia soltanto un onere, come dire, in più di carattere formale, per di più in questo senso anche inutile. Quindi c'è poi un approccio proprio diverso della 231 che anche nell'individuare, nel valorizzare gli istituti di carattere riparativo innova rispetto al passato. Qui, anche per dirla brevemente, lasciare subito lo spazio all'altra, anzi relatrice, c'è una differenza fondamentale anche rispetto alla legislazione premiale che in altri casi si è vista, e cioè qui il premio, se volete, in qualche modo non è dato non è legato alla confessione di altri reati o da altre attività, ma proprio dal fatto che chi ha commesso un illecito si attivi in modo concreto per riparare il proprio danno, anche nell'ottica di ricostruire il rapporto tra reo e vittima, e intendendo, e questo lo dico soprattutto ai fini, diciamo, per rimanere insomma nell'ambito dei reati ambientali, una riparazione che riguardi non solo la vittima singola, ma la comunità nel quale l'ente opera. E questo, quando si parla di reati ambientali, ha senz'altro una particolare importanza. Quindi insomma io spero e penso che questa normativa e queste linee guida possano essere di stimolo, insomma, di stimolo anche per una lettura un po' diversa magari dal consueto dell'apparato normativo, e auguro a tutti buon lavoro e vi ringrazio moltissimo. Grazie a lei, grazie all'avvocato Veronica Dini dello studio Safe Green. L'avvocato Dini ha più volte utilizzato nel corso del suo intervento, e non a caso, un'espressione significativa, no? Ha detto che i modelli della 231 vengono vissuti dall'impresa. Ecco, veniamo proprio ai casi concreti di applicazione della disciplina 231 in un settore, lo dicevo in apertura, delicato e strategico come quello del waste management. Avvocato Mara Chilosi dello studio Chilosi Martelli, buongiorno. Ecco, come hanno vissuto i modelli della 231 in questi 20 anni le imprese del waste management? Che benefici ne hanno tratto? Insomma, quale bilancio possiamo tracciare i 20 anni di 231 e quali prospettive magari di riforma della disciplina si aprono? Prego. Innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito a questo webinar e mi complimento con Fisos Ambiente per l'importante risultato dell'approvazione ministeriale di queste linee guida. Sono innanzitutto lieta di portare a tutti i saluti di AODV 231, che è l'Associazione Nazionale dei Componenti degli Organismi di Vigilanza, di cui ho assunto la presidenza da poco, e mi auguro che fra le due associazioni possa nascere una collaborazione stabile sui temi della compliance. Questo perché, come è stato detto, questi temi sono sempre più importanti
posto che il legislatore ha confermato di voler seguire la strada della responsabilizzazione delle società al fine di contrastare i cosiddetti fenomeni di criminalità economica, come confermato anche dalla recente introduzione all'interno del catalogo dei reati presupposto dei reati fiscali e della sempre maggiore importanza che hanno anche i reati ambientali, di cui io mi devo in questa sede occupare. L'approvazione ministeriale delle linee guida è un risultato importante perché, come è stato detto, il decreto 231 prevede che la conformità del modello che è adottato dalla singola azienda ai codici di comportamento emanati dalla propria associazione di riferimento garantisca l'osservanza dei requisiti del modello. Non si tratta ovviamente di una presunzione assoluta di idoneità, ma è un elemento importante nella eventuale difesa della società, soprattutto se la conformità alle linee guida della categoria si accompagna anche alla presenza di altri strumenti, chiamiamoli di buona organizzazione, come le certificazioni dei sistemi di gestione, quindi la 45001 in materia di sicurezza sul lavoro, la 14001 l'EMAS per quanto riguarda la gestione ambientale, la 37001 che è un nuovo standard sulla, diciamo, gestione del rischio corruttivo. Quindi avere delle linee guida che siano tarate sul segmento di attività specifico è senz'altro un fattore molto importante per le imprese. A questo proposito vi è da dire che per le imprese del settore ambientale l'adozione del modello 231 è, a mio avviso, ormai un passaggio fondamentale. Sappiamo che il modello 231 è uno strumento che in realtà sarebbe facoltativo, diciamo volontario, a tacere, se vogliamo, di un profilo di responsabilità eventuale degli amministratori che non abbiano, diciamo, dotato l'azienda di questa protezione nel caso in cui si verifichi un problema. In realtà, tuttavia, il sistema, soprattutto il sistema dei servizi ambientali, ha assunto delle caratteristiche che determinano la necessità che chi opera nel settore della gestione dei rifiuti si doti di un modello o quantomeno di un sistema organizzativo e gestionale adeguato alla complessità del sistema stesso. E non deve essere un modello qualsiasi, ma deve essere un modello efficacemente applicato, reale, come si diceva prima, customizzato, cioè personalizzato sulla effettiva realtà aziendale. È, consentitemi il parallelo, come il passaggio tra la tracciabilità cartacea di carico e scarico dei rifiuti e un gestionale informatico. Un piccolo produttore dei rifiuti può anche continuare a compilare il registro a mano, ma un'impresa del settore ambientale certamente no. E diciamo che è un esempio che potrebbe attagliarsi anche alla tipologia di organizzazione di cui l'azienda si può dotare in generale per gestire al meglio la propria attività. Perché dico questo? Cioè perché ritengo che le imprese del settore ambientale non possano prescindere dall'adottare un modello 231 effettivo e approfondito, efficace. Innanzitutto perché a fronte dell'applicazione generalmente ancora ridotta e a macchia di leopardo della 231 in sede processuale a cui faceva riferimento prima la collega, la casistica che riguarda i reati in materia di gestione dei rifiuti, connessi reati associativi e gli infortuni sul lavoro è nettamente prevalente. Quindi statisticamente è più facile per le imprese del settore ambientale cadere, diciamo così, in un problema 231 che per imprese che operano in altri settori. Sappiamo quanta attenzione la magistratura inquirente sta ponendo rispetto a queste tipologie di reati,
attenzione che è direttamente proporzionale all'attenzione che l'opinione pubblica sta sempre più avendo rispetto alle tematiche ambientali, e sappiamo anche che la tendenza legislativa è quella di aggravare sempre di più il sistema sanzionatorio legato alla gestione illecita dei rifiuti, non soltanto alla gestione illecita associata a organizzazioni criminali, diciamo così, ma alla gestione illecita intesa come non rispondenza alla normativa regolatoria di riferimento. Basta leggere da questo punto di vista il disegno di legge Terra Mia, che è stato recentemente presentato dal Ministro dell'Ambiente, per come dire, visualizzare proprio chiaramente questa tendenza. Per fare degli esempi concreti, quindi volendo citare anche dei casi recenti, nella giurisprudenza si va dalla casistica dei sottoprodotti che in realtà sono rifiuti. Abbiamo avuto ad esempio una sentenza sul pastazzo di agrumi che ha comminato una sanzione davvero molto rilevante di 70.000 euro a un'impresa a cui è stata contestata la gestione abusiva sotto questo profilo, a invece casi che riguardano gestioni abusive di rifiuti in senso più specifico. Rifiuti prodotti da attività in appalto. C'è stato un caso nel 2019 riguardante ad esempio il materiale abrasivo di scarto, alla gestione dei rifiuti edili, quindi depositi incontrollati, gestioni diciamo al di fuori degli schemi normativi di questa tipologia di rifiuti, e ancora ai casi di spedizioni illecite, quindi tutto il fenomeno che riguarda le spedizioni trasfrontaliere dei rifiuti che si siano svolte al di fuori di quello che è lo schema regolatorio definito dal regolamento 1013 del 2006. Tra l'altro questo tema delle spedizioni trasfrontaliere di rifiuti, che sappiamo è un tema che sta diventando molto importante anche dal punto di vista proprio dell'operatività e della costruzione delle filiere di gestione che sono sempre più orientate, no, all'estero. Questo tema è un tema che sempre più sta prendendo spazio anche all'interno della attenzione giurisprudenziale, per cui i casi che riguardano le spedizioni illecite si stanno moltiplicando, e questo ci dà anche l'idea di come sia amplificato il rischio per le imprese del settore ambientale, se solo si pensa che queste fattispecie di reato, in particolare l'articolo 259 di cui sto parlando, sono fattispecie di reato contravvenzionali, quindi generalmente ascrivibili anche a comportamenti colposi, che dipendono molto dal rispetto della normativa, che tuttavia è sempre più complessa, sempre più oscura, sempre più demandata anche alla eterogeneità delle applicazioni locali, per cui l'impresa si trova di fronte effettivamente ad una complessità per la quale deve adottare degli strumenti diciamo idonei di gestione. Il tutto legato nella giurisprudenza non soltanto a profitti attivi, ma anche a profitti costituiti, diciamo così, dal risparmio rispetto ad una gestione corretta, quantomeno nella visione dell'accusa, dei rifiuti. Allora, in un simile contesto è evidente che il modello serve innanzitutto per mitigare gli effetti di un'eventuale azione giudiziaria nei confronti della società, perché, come è stato detto nella relazione precedente alla mia, avere già un modello per quanto il reato si sia consumato, quantomeno nell'ipotesi accusatoria, consente comunque alla società di mettere in atto immediatamente reazioni difensive anche in una logica riparatoria o di contenimento dei danni
Si pensi ad esempio alla fase delle indagini preliminari nella quale vengano eventualmente adottate delle misure cautelari. È ovvio che un'impresa già strutturata si presenta, diciamo così, a questa esperienza più attrezzata di una impresa che invece non abbia implementato un modello, non abbia iniziato a masticare, diciamo così, questa dimensione e questa dinamica. Ma questo non deve essere né il primo né l'unico significato da dare a questa attività di organizzazione della propria impresa, perché il modello serve in primis ad aumentare la competitività delle imprese e la capacità delle imprese di fare il proprio business al meglio. Sappiamo che il modello è ormai un requisito che, come altri, come ad esempio la whitelist, qualifica l'azienda nel segmento di mercato di riferimento. I grandi committenti richiedono questo tipo di requisiti per poter lavorare con loro. Non a caso l'adozione del modello influenza ad esempio l'attribuzione del rating di legalità, delle diverse stelline del rating di legalità. Quindi diciamo che per lavorare in un determinato contesto il modello 231 è un biglietto da visita importante, ma soprattutto il modello deve servire a non commettere i reati. Sembra una banalità, ma ho già richiamato prima la complessità della normativa di riferimento e quindi il modello serve innanzitutto per non commettere i reati che sono legati alla violazione di questi requisiti regolatori che ricordavo prima sono sempre più complicati, stratificati, soggetti a interpretazioni giurisprudenziali oscillanti e la cui attuazione dipende anche dal contesto territoriale di riferimento. Il modello può essere anche utile a prevenire tutti quei reati che dipendono da errori umani che potrebbero essere prevenuti migliorando aspetti organizzativi e gestionali dalla formazione fino ai processi di autocontrollo, quindi di audit continuativo e di miglioramento continuativo che sono associati ai sistemi di gestione ambientali e altri. Avere una condanna 231 anche non elevata significa oggi spesso essere marginalizzati sul mercato. Molti contratti prevedono clausole risolutive, obblighi di comunicazione di questi procedimenti alla committenza, procedimenti che poi durando anni e anni e anni causano problemi commerciali e reputazionali gravi che il modello può consentire invece di, diciamo così, attenuare. Venendo in conclusione del mio intervento, perché vedo che ho esaurito il mio tempo, io anche per questi motivi trovo molto apprezzabili le linee guida che sono state adottate da Fisassoambiente, che ho letto con attenzione e che hanno il pregio di fornire delle indicazioni specifiche e soprattutto molto concrete su come un'impresa del settore ambientale può implementare il modello 231. Altre linee guida sono più generiche, per questo oserei dire anche meno utili, perché non propongono, a differenza invece delle linee guida Fisassoambiente che lo fanno, un percorso, diciamo così, innanzitutto per l'identificazione dei rischi. È sull'identificazione dei rischi che si gioca, diciamo così, la vera personalizzazione del modello, perché l'identificazione dei rischi consente proprio di individuare nella concreta realtà aziendale di come le attività sono organizzate all'interno dell'azienda, i processi sensibili e i momenti in cui effettivamente si può porre un problema di rispetto della normativa di riferimento. Poi le misure organizzative e gestionali conseguenti possono essere anche ricercate all'interno degli standard, quindi delle norme ISO, delle buone pratiche di riferimento, ma è proprio sulla identificazione dei rischi che, come dicevo, si gioca la qualità del modello. E in questo io ho trovato molto interessanti i passaggi in cui le linee guida individuano proprio i processi
tipici delle attività di gestione dei rifiuti, dividendo fra processi di supporto, ad esempio la formazione o gli acquisti, e i processi di business, quindi proprio i processi operativi di trattamento rifiuti piuttosto che di trasporto, e fornendo poi degli esempi concreti di quelli che sono i controlli da implementare nell'ambito delle varie attività. E in questo ho trovato utile anche la differenziazione che si è fatta fra i controlli informatici, i controlli diciamo di tipo procedurale e i controlli manuali, in una logica, come si diceva prima, di compliance integrata con i sistemi di gestione di cui parlerà il dottor Romaniello. Concludendo davvero, un ultimo elemento che volevo dare da questo punto di vista è che è fondamentale questa integrazione con i sistemi di gestione, proprio perché questa integrazione può rendere effettivo il modello, cioè rendere il modello un qualcosa di concretamente attuato nella vita di tutti i giorni a tutti i livelli all'interno dell'azienda. Dall'altro, tuttavia, è importante puntare anche proprio sulla prevenzione del rischio reato, che, come è stato ricordato prima, richiede un approccio specifico, cioè non c'è un'esatta coincidenza fra l'approccio del modello 231 e l'approccio delle linee guida, l'approccio dei sistemi di gestione ambientale, e da questo punto di vista è molto importante attivare una vigilanza continuativa sul modello e quindi avere un organismo di vigilanza che operi concretamente in azienda. Nel settore ambientale è auspicabile che questo organismo di vigilanza abbia un componente esperto di normazione ambientale, o quantomeno che l'organismo di vigilanza possa avere un budget di spesa adeguato per poter compiere delle verifiche approfondite nell'ambito proprio della gestione dei rifiuti e della gestione ambientale in generale. Grazie. Grazie a lei, grazie all'avvocato Marachilosi dello studio Chilosi Martelli, che nel suo intervento ci ha fatto capire benissimo quanto sia preziosa la disciplina della 231 per un settore delicato come quello della gestione dei rifiuti, alla luce, diceva l'avvocato, della tendenza all'inasprimento delle pene per i casi di gestione illecita dei rifiuti, e mi permetto di aggiungere io e me ne assumo la responsabilità anche alla luce di una certa e pericolosa deriva culturale nell'approccio ai temi della gestione dei rifiuti. Ma come si integra la disciplina, i modelli della 231 con i sistemi di gestione certificata? Prima l'avvocato Luca Tosto ci ha detto che un capitolo specifico delle linee guida FISE Assoambiente è dedicato proprio ai sistemi di gestione, e allora andiamo a vedere come si integra 231 i sistemi di gestione, ad esempio la ISO 14001, con Armando Romaniello di Certi Quality. Buongiorno Romaniello, a lei la parola. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno a tutti. Sì, da parte mia un sincero ringraziamento ad Assoambiente per aver voluto rinnovare, diciamo, la collaborazione con Certi Quality, già avviata, come si è detto, nella precedente edizione di queste linee guida, che sono oggi presentate e sono state nuovamente oggetto di approvazione da parte anche delle autorità, e questo credo che sia un elemento distintivo molto importante. Molte linee guida si sono scritte su questa materia, l'approvazione da parte del Ministero della Grazia e Giustizia è un processo lungo, complesso, lo sanno bene i colleghi e gli amici di Assoambiente, ma credo che sia un riconoscimento veramente importante. Quindi per noi è un onore poter essere, diciamo, coautori di questo documento, e soprattutto l'auspicio è che possa essere di utilizzo e di utilità soprattutto per le aziende che vorranno prenderlo in esame. Come si accennava, in questa linea guida un capitolo e anche una legata checklist, per la verità,
cercano di mettere in evidenza, di dare un supporto alle aziende, illustrando quali vantaggi possono conseguire per l'applicazione efficace di un modello organizzativo 231, quali vantaggi possono conseguire anche da una contemporanea adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme ISO 14001 o al regolamento EMAS. Allora, la premessa necessaria è quella di considerare le norme appena citate come delle norme volontarie, e quindi questo è necessario sottolinearlo, perché l'adozione di queste norme non è assolutamente prevista o indicata come obbligatoria né dal decreto legislativo 231 né da altre norme. Ma questo è proprio nella loro natura. Gli standard ISO sono generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, degli standard volontari che le aziende possono decidere di adottare. Proprio nella volontarietà, a mio avviso, risiede una componente essenziale della sua forza. Ma se ci pensate, anche la stessa 231 è una legge un po' strana da un certo punto di vista, o almeno come sono scritte generalmente le nostre leggi. Mentre noi siamo sempre stati abituati ad avere leggi che prescrivono o che impongono divieti o degli obblighi, l'adozione di questi famosi modelli di cui abbiamo sentito parlare ormai già da 20 anni, appunto con la 231 del 2001, resta tutt'oggi un aspetto, nella stragrande maggioranza dei casi, lasciato alla singola decisione delle aziende se dotarsi o meno di questi modelli, salvo il fatto che non dotandosene non ci si può avvantaggiare di quel meccanismo esimente della responsabilità che invece la 231 all'articolo 6, come è stato detto, prevede, ed è un meccanismo essenziale, importantissimo, soprattutto se messo in relazione alle pesantissime forme di responsabilità che prevede la 231. Forse è bene il caso di ricordarlo, la 231 prevede un sistema sanzionatorio sul piano pecuniario che può essere di importi elevatissimi, ma soprattutto poi prevede anche l'interdizione, l'arresto dell'attività dell'impresa, il divieto di partecipare a gare pubbliche, quindi proprio in un settore come quello dei servizi e dell'igiene ambientale, per esempio, queste misure potrebbero colpire in modo molto pesante le imprese. Quindi dicevo, una legge essa stessa un po' originale nel nostro panorama giuridico, dove a un certo punto si rimanda alle imprese la possibilità volontaria di dotarsi di questi modelli. E appunto come costruire questi modelli? Come costruire questi modelli il legislatore non lo ha detto sostanzialmente, e da lì l'esigenza colta subito dalla stessa Confindustria, ma da tante associazioni all'inizio, di arrivare a scrivere delle linee guida. Quelle in oggetto lo fanno riferendosi ai reati, in particolare quelli che possono essere i reati ambientali, che sono rientrati nel novero dei reati trattati dal decreto legislativo 231, e vorremmo far capire che in un sistema di gestione ambientale, come per esempio quello della norma ISO 14001, può essere un sistema veramente efficace a dare ai modelli quel requisito di concretezza che diversamente renderebbe invalido ogni modello di prevenzione ai sensi della 231. Mi spiego meglio. Da quando è uscita la 231 si sono visti, e oggi se ne possono scaricare anche da internet, addirittura con pochi euro o forse quasi gratis, modelli cartacei, modelli formali, privi di alcun riferimento alle specifiche realtà aziendali. Allora, abbiamo visto il caso di tantissime provvedimenti nei quali questi tipi di modelli sono stati ritenuti assolutamente inadeguati a sollevare la responsabilità dell'impresa, perché ritenuti generici e generali e non personalizzati al caso della singola azienda. I sistemi di gestione ambientale, come altri sistemi di gestione che sono stati citati per la salute e sicurezza sul lavoro, per la prevenzione della corruzione, ma ce ne sono anche molti altri, hanno il vantaggio che per la loro stessa natura, la loro applicazione e la loro eventuale certificazione successiva da parte di un organismo terzo di certificazione richiede, dicevo, per la loro stessa natura, il fatto di documentare non soltanto i protocolli o le procedure, come si chiamano nel gergo dei sistemi di gestione, i protocolli come li chiama la 231, non soltanto di codificarli, ma di tracciare con evidenze oggettive la loro effettiva applicazione. La vera forza sta nel poter avere uno strumento che anche ex post, quindi ove si verificasse il reato, ci può permettere di avere
la ricostruzione di tutte le attività che sono state condotte nel rispetto della legge e anche la possibilità di separare le responsabilità dei singoli da quelle che sono le responsabilità dell'impresa, perché un altro aspetto essenziale della 231 è che, trattandosi di una normativa, diciamo, penale sulla persona giuridica, sull'azienda, va a colpire l'azienda e in molti casi è importante poter separare le responsabilità in capo a coloro che magari deliberatamente violano i modelli e le regole aziendali da quelle che sono invece la persecuzione di un interesse o di un vantaggio illecito da parte di un'azienda, che sarebbe quindi a questo punto oggetto del procedimento 231. Quindi da questo punto di vista il fatto di adottare questi modelli è un modo veramente efficace per tracciare non soltanto la codifica dei comportamenti, quindi i protocolli, le procedure, ma soprattutto insieme tracciare la effettività della loro applicazione. Questo è un aspetto essenziale. Tantissimi modelli sono stati invalidati perché non si aveva l'evidenza che tutti quei buoni principi, tutte quelle buone, quei fioretti, quelle buone propositi codificati nelle regole aziendali di fatto non trovavano un'applicazione. Di questa bontà, al di là di quello che può essere il mio punto di vista, credo sia importante considerare il ragionamento fatto dallo stesso legislatore quando, in analogia su altre fattispecie di reati, in questo caso i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già nel 2008, con il decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecco, il legislatore italiano già nel 2008 all'articolo 30,5 fa un riferimento, una correlazione molto forte tra modelli, sistemi di gestione volontari, in quel caso lo standard è la OHSAS 18001 per la prevenzione di reati, e la presunzione di conformità, che questi standard siano, appunto, diano una presunzione di conformità del modello di prevenzione dei reati ex 231. Quell'articolo 30,5 è una pietra miliare da un certo punto di vista, perché rappresenta il primo caso nel quale il legislatore dà un'indicazione esplicita di come si possono costruire alcuni modelli e di quali possono essere appunto presunti conforme. Lo ha fatto per lo standard ISO OHSAS, scusatemi, 18001, lo stava facendo, giravano delle bozze di legge in cui un'analoga estensione veniva fatta anche per i reati ambientali, riferendosi in questi casi ai sistemi di gestione ISO 14001. Questa legge non è uscita, non troviamo un equivalente dell'articolo 30 per i reati ambientali, però parlando con numerosi giuristi, tra quelli stessi che oggi sono a questa riunione, e anche con altri magistrati, molti hanno convenuto che per estensione e per analogia una efficace applicazione del modello possa essere sicuramente dimostrata o comunque verificata attraverso l'adozione appunto di un sistema di gestione ambientale come le norme ISO 14001. Che sovrapposizione abbiamo tra queste norme e i modelli? Beh, innanzitutto appunto i sistemi di gestione ambientale, come tutti i sistemi di gestione aziendale, richiamano le imprese nell'adottare una serie di procedure, e queste procedure sono quelle che appunto nella terminologia della 231 sono i protocolli famosi. Al tempo stesso queste norme richiamano le imprese nell'adottare una politica ambientale che in un certo senso può essere un pezzo di quel codice etico che la 231 richiede. Quindi è una dichiarazione del più alto commitment, del più alto vertice dell'impresa, dichiarazione di ispirazione, di conduzione all'interno della propria azienda di principi di legalità. Voi sapete che la 231 prevede la definizione appunto di un codice etico, e questo, la politica ambientale, è un pezzo dei codici etici che l'azienda applica al proprio interno. Prevede un organismo di vigilanza, questo organismo di vigilanza non ce l'abbiamo nei sistemi di gestione volontaria, però nei sistemi di gestione volontaria come la ISO 14001 abbiamo uno strumento importantissimo che è l'audit interno, e che funziona come un elemento essenziale di alimentazione delle informazioni verso l'organismo di vigilanza. Quindi attraverso l'autocontrollo
ed eventualmente anche il controllo successivo di organismi di certificazione, attraverso tutta questa attività di audit interna o di terza parte, l'azienda dispone di una serie di informazioni sulla propria attuazione delle procedure, su eventuali presenze di non conformità, su eventuali aspetti da migliorare, e tutto questo costituisce anche un flusso informativo da e verso l'organismo di vigilanza, che a questo punto è anche nella condizione di vigilare al meglio, e torniamo di nuovo al principio di effettività, di vigilare al meglio sull'applicazione delle procedure aziendali. L'altra cosa che non è compresa ovviamente in un sistema volontario e in nessun sistema di gestione è un sistema sanzionatorio. Sappiamo invece che il legislatore nel 231 chiede che le aziende a deterrente della conduzione di certi reati si dotino anche di un sistema disciplinare sanzionatorio. Ecco, questo è un elemento che nei sistemi di gestione volontario non c'è, ma diciamo, fatta eccezione appunto per l'organismo di vigilanza, per il sistema sanzionatorio, possiamo dire che per quanto riguarda i reati ambientali, tutto quello che è previsto dal decreto legislativo 231 può trovare un'adeguata applicazione e, diciamo, evidenza di adeguata applicazione, di effettiva applicazione, proprio nell'adozione di un sistema ISO 14001. Questo, dicevo, in materia di sicurezza sul lavoro è stato fatto, il legislatore lo ha fatto, credo, anche sulla base di alcuni dati oggettivi che l'INAIL pubblica regolarmente, dove si vede per esempio che le aziende che adottano un sistema di gestione per la sicurezza presentano significative riduzioni negli indici di frequenza e gravità degli infortuni. Questa è una prova oggettiva del fatto che l'applicazione di questi modelli porta dei risultati. Nel caso degli infortuni sul lavoro sono delle statistiche che si possono censire regolarmente, perché voi sapete che l'INAIL conteggia purtroppo tutte le situazioni di infortuni che si verificano sui luoghi di lavoro, e da questo conteggio di questi casi, purtroppo ancora numerosissimi, emergono queste significative riduzioni, il 25% in termini di gravità e il 15% in termini di frequenza. Allora, per analogia, io credo e ritengo che l'applicazione dei sistemi di gestione ambientale alle aziende che operano in particolare in settori dove la gestione ambientale è un aspetto essenziale della vita dell'impresa possa rappresentare veramente un grosso strumento di conduzione delle attività nel rispetto della legalità, e quindi anche un fortissimo strumento a supporto, diciamo, della prevenzione. Per ora io penso di fermarmi qui, e poi se ci sono eventualmente domande sono chiaramente a disposizione. Grazie Romaniello. Insomma, abbiamo sentito l'integrazione tra sistemi di gestione certificati come ISO 14001 e disciplina del 231, strumento preziosissimo per le imprese che operano nel campo della gestione ambientale e della gestione dei rifiuti. E allora avviamoci verso le conclusioni con una domanda per i nostri avvocati. Vado a leggere e poi ci diamo assieme, insomma, chi di voi dovrà rispondere al nostro utente Walter Giacetti, che ci chiede quali sono le figure aziendali che rischiano le azioni di responsabilità da parte dei soci in caso di mancata adozione o adozione inefficace del modello 231, solo gli amministratori o anche i dirigenti in relazione alla loro procura/responsabilità? Allora, chi si prenota? Ma risponderei io, visto che ho fatto un accenno io a questo tema nella mia relazione. Saluto tra l'altro Walter Giacetti, che conosco da tantissimo tempo. Allora, io facevo riferimento proprio all'azione di responsabilità dei soci nei confronti degli amministratori, su cui ci sono dei precedenti giurisprudenziali, invero limitati, ma proprio riguardo alla mancata adozione di un modello 231. Quindi diciamo che è il consiglio di amministrazione che ha la prerogativa di stabilire come l'azienda debba essere gestita, quindi i dirigenti eventualmente possono avere altri profili di responsabilità, diciamo, nell'ambito del rapporto di lavoro, nel caso in cui poi non adempiano ai compiti che sono loro affidati, ma l'azione di responsabilità è quella che è disciplinata dal Codice Civile nei confronti degli amministratori, almeno quella a cui io facevo riferimento. Chiarissimo.
chiarissimo e speriamo insomma che sia risultata chiara la risposta anche al signor Giacetti. Allora, in conclusione, darei di nuovo la parola al direttore generale di Fisi Assoambiente, Elisabetta Perrotta, per tracciare un po' insomma il bilancio di questa mattinata di lavori. Il direttore, le leggo anche un altro commento di Simona Giancani che dice: passaggio fondamentale del decreto 231, linee guida attuative in sinergia con le certificazioni di qualità e del controllo di gestione. Grazie a tutti per il tema in approfondimento. Insomma, i ringraziamenti sono per i nostri relatori e anche per il lavoro di Fisi Assoambiente e di Certiquality, per queste linee guida che rappresenteranno uno strumento preziosissimo per guidare le aziende nella lettura e corretta applicazione della articolata disciplina della 231. Prego, direttore, a lei le conclusioni. Grazie. Beh, io non posso che ringraziare nuovamente quanti intervenuti, non solo per diciamo l'assoluta competenza in materia, e anch'io ho imparato ancora qualcosa di più su questo tema che non è assolutamente facile. Un passaggio mi è sembrato chiave in tutto in questa mattinata che abbiamo trascorso insieme, e cioè un intervento dell'avvocato Chilosi che secondo me ha sintetizzato in maniera ottimale questo nostro appuntamento. E cioè le linee guida hanno l'obiettivo di aiutare le aziende in un percorso non facile come quello della 231, con esempi pratici che riescano, diciamo, a portare un documento nella realtà delle aziende, per aiutarle proprio a gestire anche questo tema in ambito ambientale, considerate poi il contesto a contorno che abbiamo sul tema. Quindi l'essere vicino con esempi, con realtà in cui l'azienda si può ritrovare, per riuscire anche a leggere e gestire questo documento in modo più appropriato. Io spero che questo documento possa realmente poi essere utilizzato dalle aziende e quindi avere poi l'uso per cui è stato definito e costruito. Ringrazio nuovamente anche l'avvocato Tosto, perché ci si è dedicato non solo con la solita professionalità e serietà con cui segue i temi, ma anche con molta pazienza, perché come i due avvocati che sono intervenuti in questa giornata possono constatare e confermare, non è un percorso semplice riuscire ad arrivare poi alla definizione di questo tipo di documenti o linee guida che siano. Quindi ringrazio nuovamente tutti e, come già detto, il documento sarà disponibile sul sito dell'associazione per quanti interessati. Grazie ancora. Grazie a voi e insomma a tutti voi che ci avete seguito o che guarderete questo seminario on demand. Andate sul sito di Assoambiente e scaricate queste preziosissime linee guida. Grazie a tutti i nostri relatori, grazie all'avvocato Luca Tosto di Fisi Assoambiente, grazie all'avvocato Perrocatini dello studio Safe Green, all'avvocato Mara Chilosi dello studio Chilosi Martelli, grazie ad Armando Romaniello di Certiquality, grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi in questa mattinata dedicata alla disciplina della 231. Non mi resta che augurarvi buona giornata e arrivederci con i prossimi appuntamenti promossi da Fisi Assoambiente e da Riciclagione. Grazie. Grazie. Arrivederci a tutti.